cavallo con la bandiera della Serenissima mossa dal vento, Lisa Tommasella festeggia la sua elezione a sindaca di Codogné, comune di poco più di 5.000 abitanti del Trevigiano. Il video con musica trionfale e piccolo corteo fa il giro del web e Tommasella, 39 anni leghista, trova una notorietà che va oltre la politica. Le elezioni del 2011 per le provinciali a cui ho partecipato avevo utilizzato il cavallo per fare campagna elettorale e quest'anno abbiamo deciso nuovamente di utilizzare questo importante simbolo. Ieri, quando abbiamo saputo della vittoria, ci è venuto spontaneo quello di riprendere Huran, perché questo cavallo si chiama così, affinché come da amico ci riaccompagnasse a riprenderci il nostro municipio. Lisa Tommasella, eletta con quasi il 67% dei voti, è diventato un personaggio da cronaca anche per un altro motivo. Succede alla carica di primo cittadino al marito Roberto Bet, sindaco di Codogné per 2 mandati consecutivi. Non sono stata solamente la moglie del sindaco uscente, ma l'ho accompagnato in 10 anni di amministrazione, perché dal 2009 al 2019 sono stata prima assessore e poi consigliere comunale con delega. Qual sarà adesso il ruolo di suo marito? Il ruolo di una spalla che mi accompagnerà in questi 5 anni e speriamo anche in quelli successivi. Un caso